Saluda a totus e benevenidos a Contanos, un podcast che pertocca cale sia questione di interesse. In cada puntata, un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde da unas cantas preguntas e nos consiglia pure qualche libro a leggere. In questa puntata torno a piegare la questione della poesia. Sarte chi prosso sardo adesso parler meu, est storicamente saprusarta di tutti. Dopo già vai dato in un'altra puntata di poesia, ma questa volta tenivo ganas di tornare a questionare con un poeta, con un amico che ho conosciuto mediante anni fa in Italia e che tiene su merito di mai fatto pensare a maniera differente sia da lingua nostra, ma mescamente a sarte e a importanza che tiene per l'umanità. Questo amico è Alberto Masala, metà di voi si l'hanno a conoscere, o si è reso disterrato in Bologna. Alberto si sta contando non basta una puntata per narrare tutto ciò che ha fatto in sua vita, che ha pubblicato poesia, ha portato libri in italiano, da castigliano, da inglese, da usare di tutto, e ha lavorato in radio, in televisione, su teatro. Mi sono spaziato un mese da questionare con Alberto, che ha battuto dal punto di vista dell'artista prova a dare le arte e del suo poeta prova a dare de poesia e che mi ha contato esperienze e altre cose spantose per comprendere meglio su come è scambiata la poesia e i poeti. Con Alberto parliamo sia della poesia scritta sia della poesia orale, finza da su chi trattano le poesie sul mondo di oggi o di andare per trattare secondo isso o di trattare storicamente e finza sul ruolo ponare di internet e su social media in questo mondo. Tenete vos conto e stentate vos. E beh, Alberto, parimus. Ui, andare anche spago, veus? No, invece sono contento umano di tenere ospite. Se forse ospite chi fu a disizio pur di tenere di tutto, che tu non rischi, ma questo podcast o questa idea di fare un podcast in sardo è merito tuo barra colpa tua. Dopo tutte le ragionate che abbiamo fatto in Bologna, in Sosanno, due. Però a volte uno non rischi di chi stiano con una persona e magari che li zacca di conca idea e non pensava da. Però tu de ponare la stente questo merito, la pona brullante curpa, è questo un merito umano de mai visti in conca de varie cose di sardo, de valia, de concetto, innamore di interesse. Dunque tu sei giure desos ospite di questo podcast. Ma vieni Mila, ma per carità, era a camera, vai. Proprio, se mi lasci che coi non andrà bene, filosoficamente. L'argomento che abbiamo separato è la poesia, tu essendo un poeta, poi questionammo di poesia, abbiamo fatto un'altra puntata, abbiamo questionato della poesia nugoresa, come Antonietta Piga, però con te questa idea fia dalle aree l'argomento più in generale, invece di fare una panoramica storica che magari la facciamo appustisi, a questionare della poesia o in die, invece si può diventata la poesia, l'arte este, come è scambiata la poesia, non penso che sono ultimi decidi 2, 20, 25 o 50 anni a costala. L'idea di essere fattende due. La Montesi che mi sono fattendo di cosa, la poesia no è null'altro che un'ala, un cantone, de come è tutto sul resto, no? Se tu colonizzas un luogo, una lingua, stai colonizzando fino a poesia, no? La poesia sarda sta a corso a poesia italiana come a poesia europea, andiamo, fino a che potrebbe essere una cosa di precio, ma è un difetto umano che ha andato a perdere
con las cosas chi la faghian differente la faghian manna finas. Su pro narrere s'ischire chi sa poesia è ritmo e canticu innanti da essere atteru. Ecco, questo è una delle cose che si sono perdendo in Sardegna. E poi niente, tutto, da chi manca sa sostanza, manca su narrere, si diventa poveros. Come ti scompari di una limba? Ti scompari quando non vanno denaro dentro. Che est? Se una limba non è più scappato, denaro scalisi sia cosa, e denaro è diventata povera. Sempre più spagas per aula, sempre guddas, pensadas in italiano, questo è io che mi farei male su loro. Cada uno si intende faidende, sono faidende in italiano e chi intende de ortare in sardo sia sos conzettos, sia su modo faidare, ma quando mai non va più gente che versa in sardo in giro? Tu in sardo versas da chi vai da in sardo? Dipende da Spessare a custo. su chi sonande, me la spesso in sardo me das cosas, dipende se su traballan di forasa, penso in inglese. Però questo è un discorso su per sa poesia sarda, ma se lo queremos illarghiare pago e manniare e invece di questionare de poesia sarda, questionammo de poesia prus in generale. Ca saluta sas peleas pro non pro faghe crescere, ma pro faghe torrare vivas a limba sarda, las conoschimus, ma si due mi questionas prus in generale mancare de sa poesia. Questionas si cheres in Europa, ma si podimus finzas in su mundu. In cale direzione sta andando sa poesia secondo tue? Si est un'arte chi galu er viva e si est un'arte chi galu tene valore? E certo che via. Su è malai da meda, ma sas maladias de sa poesia e de s'arte in genere, pro carità, non è che la poesia di appeus. Las conoschimus, sono da che sa poesia ha incominciato a non rappresentare più sa gente, las comunidades, ha incominciato a faeddare de miserias personales de su volta faeddare de tutto e non ha nulla di interessante, nulla che rappresenta. E sa gente si fada, non li ascolta più, non han sa capacità. Mi io naraia sempre e mi l'ha fino affurata questo modo di narrare che l'ha poi pubblicato in Dono Libero, pagina 81. Ne ho pure furo da tene. Però mi l'ha affurata che non narra schilla io È di Lunaro. Tanto e ha poco compreso che s'arte in genere, tutta s'arte, e sa poesia, vivo del suo resto, ha bisogno delle cose per esistere. Il genio de ischire a cattare su e narrare. E questo, vabbè, sa intelligenza, questo non dipende dai nudeattero. Due, sa capacità de mantenere attenzione all'utta, sempre, de chi sti scurtende. Questo li schian bene los cantadores. Sos poetas cantadores, non sos cantadores. Questo li schian bene. Se non mantenne attenzione, la gente si chiede umidi, la gente si fada, la gente si canta. Quindi, cosa fissarte però? S'arte fissarte mantenne attenzione. Non fissarte dei saitte. E sa etrese vidi abbi che senso intro. A trasportare senso. A narrare scosa. Se non binara scosa, intro sa poesia rende nuda. Tanto la poesia vi rappresentativa di sa gente, vidi sauga di sa gente che non schia cantare in poesia, che non schia fare sa sintesi, no, di tutto ciò che sonende. E su poeta vidi più fi capasso e più fi bravo, più fi chiamato, tanto mi figai. In questo sa poesia sarda no,
ma che a pieda de meda. Se bivi il buono, ti che voniano in suo barco. Se non bivi il buono, una volta vi a due, se voi dinde va la iana e non vi dovrai applicare. Gai, come non è più scusta, non è più su confronto con la gente, su fatto che la poesia esiste o non esiste. Come sono los accademicos inchiriados, los amigos, questo, quello. E poi un concetto di poesia che non ne sa nulla, che non deve disturbare. Sul sistema fino a sul sistema che ha colonizzato la Sardegna, è un sistema che ha bisogno di un'arte che non ne ha nulla. Più l'arte vaida, più è pericolosa. Semplice, ma non me lo so inventando io questo no. Sono delle cose che sono l'arbitro in tutte le storie somine dell'umanità. Non mi la so. Ascolta, Albè, questa cosa adesso mantenersi attenzione mi ha fatto pensare a un'altra cosa. Sarte, sì no? Certo, però penso vinza a chi magari l'artista dipende da impegni in questa cosa e Kirche deve mantenersi attenzione. È difficile oggi a mantenersi attenzione sa gente, che la gente Bello mio. E in questo gioco, questo è sarte. Io mi sono agattato in Francia, in Totue, in Spagna. Se mi servono di scurtana, se no no fa la dinde. no, però credo che magari la gente che siamo sempre in altri su telefonette, in altre televisione, l'attenzione è pur difficile da mantenere oggi. Tu di now chi a leggere leggo un montone di libri e mi sforzo vinza a leggere il più possibile si mi lascio cante andare che sono sempre zaccando un telefonetto che sono sempre abbadiando i video l'attenzione ste abbastanza faccio lezione Beh, ma non è che se spiumerai due sosate o no? È normale questo che mi sentendo. in generale la gente per spago È normale, io pure leggo più spago. Vabbè, io a posedate, sono entrato in edade. E leggo più spago. Non me l'ha fatto. Cerco di non sprecare tempo e di leggere solo su che mi interessa di via. Prima leggevo più il meta. Però va a tenere lezione a pilocor de 20-21 anni sull'orvio chi sono capace di attinare, di abbarrare attento su quarte ore esagerante. E soprattutto secondo te che la poesia è perdendo vinzas pubblico mancare su poeta onu esisti di ma este su pubblico chi non attina da chi non abbarra d'attento. Mancare sto nirvarione me correggimi non mi tende pensas tue. No. Se bisogna il buono discutono, se no. E poi la poesia ha più evoluzione. Uno certo spoken word, come già lì scritto nel narrare, o uno certo, fino a sul rap, dagli bonumela, dagli di intelligente, interessante, vuol dire di entrare in poesia. Uno certo spoken word femminista, però in Inghilterra dove sei, no? Ecco, a baila che Tempest, a s'incomincio, come non mi pia che più, mica di fadato, non mi pia che più, ma s'incomincio di poesia, di poesia, oddio, fai idea di sai tutto, però fai idea di una condizione sa femmina e di sar femmina. Tanto, a me quando sono in un palco magari esso mi ascoltano, a bermi. Che mica sono un palco mi fate ascoltare. Scusa, se non pronare schizo più buone sosateros. Ma mi fate ascoltare, se non mi sto muto. Non va bisogno di mica un palco, no? Questa vita. E non va bisogno di sapere aula sempre. Non mi interessa. Su veo su inimico che teniamo e seguo. A menta di gusti sarte, cada chi due ti blocca si seguo, non andrà più al logo, ti sta sabarrato frimmo, non ti muove, non pesa sa conca, non vide se te bali in giro. Ed io sono Enzo da una generazione che che sorvia dentro i suoi collettivi. E chi perdia su nome delle persone. Tu rischi di testo una TAS. No. E tanto, a Kimbei, chi Boros naraia da vidi la reincarnazione di Hassani Sabah. Hassani Sabah vi su capo sul assassino, sus assassinos, il suo medioevo versiano.
tanto Hacking-Bay ha pensato una teoria che vede temporary autonomous zone temporaneamente autonome. È stata una teoria che non usata a giocato me da noi, sì. Cioè tu faghias un'apparizione in cudane, faghias un'azione di arte, di poesia, adesso chi chiede, improvvisa e imprevista, e poi scomparias, e non schianava anche te di naraias. Questo vedi la teoria di Hacking-Bay, TAZ, Temporary Autonomous Zone, già si la cercas in Wikipedia la gattas. Ecco, e sono stato pensato gai, vivido gai. Dunque, este ego des artista che fregande. No, o ego è una conseguenza, no, per carità, no, non è ego che friga, è che sa concezione d'arte che è un ego. E dei te vedan poi, de miseria. E non la sappi scritta, scusa, aspetta. Lei a gatto, lei è un libereddo. A tu la sappi scritta a me. Ehi, da gatto, e sti nove. Ti fatto leggere qualche cosa, però è in italiano, ma vago di leggere, poi dovremmo fare la E lei che è tranquillo. Invito per un attimo a sostituire la parola poesia con la parola musica. Immaginate di fare musica senza sapere cos'è una nota, un accordo, una scala, una cadenza, un andamento, un tempo. Ecco, questo è ciò che succede con la poesia. Meno la si conosce, più se ne utilizza la parola. E la si confonde col sentire, oppure usata in funzione terapeutica si applica a qualsiasi fenomeno, sensazione, sentimento. In questo clima il poeta è come un noioso contabile, spesso oscuramente ermetico, che minuziosamente narra di rapporti personali, angosce, rimpianti, occasioni perdute, oppure un gentile idiota dai buoni sentimenti, passivamente contemplativo, che canta amore e bellezza, o anche un buffo equilibrista che gioca con l'assurdo e si diverte con le sue trovate, purché tutto purché tutto resti inoffensivo, non socialmente disturbante, non parli davvero. E mentre il nazismo avanza, favorito da una borghesia immobile, che sa che i propri privilegi non ne saranno minimamente scalfiti, si spinge l'arte e la poesia nell'empirio irraggiungibile dell'astrattezza estetica e formale. Su poeta, in Sardegna, si imbruttaias al manos. E la poesia è un fenomeno sempre più introspettivo e autoriferito, un diario chiuso, un misero frammento dell'io. E poi sì, io basta. Era anticipando un montone di cose. La prima cosa che si anticipando è il fatto che io in cada puntata per esempio a sus ospiti di consigliare qualche libro. Un libro che potete consigliare è questo che mi ha nominato come. Non è un libro questo, no. È un libretto d'opera, piccolo, sono 90 pagine. Tra una cosa esatta anche il curriculum 36 pagine, ma è non lo dai. Ma è tanto bescusto. Due poetas de su flamenco m'hanno sfidato in una gara poetica. E io sospesai anche io rispondi a cosa from sardas. Piaghesa, in re, gusto, dattero, là. Ed invece ha poleato sullo spallo del suo flamenco e poi risporto in flamenco. Soleá, Mariana, Fandango, non riesco, sono bestie. In sardo però, non in spagnolo no. Intesa introduzione. Introduzione, 3 rigas. Cuidado con los vigilantes, que a ninguno de ellos les gusta il cante. Chi Granare, stai attento coi vigilanti, che a nessuno di loro gli piace il canto. E io, cuidados de toda vida, no sabéis si cante donde es de vigilantes. En el principio fue un grito, el grito rompió a hablar, y lo que vino después le dice en humanidad. Limbar mortal faeddo, e pesso già reiscrio, e luego già lunaro. Faeddo limbar mortal. Tenne conto che io ha pimpittato
Noi in sa limba sarda amus un magazzino, una estensione, Una ricchezza. Noi podimus leare sas mantessi paraulas dai raichinas catalanas, raichinas castiglianas, raichinas pius sardas, namus pius antigas, e raichinas italianas, dai totue. Cando dai mia mi naraiat a Serrare Gianna, mi podiat narrere e fissa mantessi frase, già l'ischis tue, Serra sa Gianna, fit ispagnolu, Serra, Serrar, cierrame esa puerta. Tanca sa Gianna vi catalanu, cunza sa Gianna vi sardu. E mi vinnende sa mantessi cosa, e dai a tres de paraulas, e non ischiat mai che le podiat impittare. E manco issa l'ischiat, sa chi linea da conca impittaiat. Serra, cunza e tanca. Ecco, e appo impittadu in custa poesia totte sas paraulas pius castiglianas chi tenimus in Sardigna. Si baiat duas maneras de narrere sa mantessi paraula, e eu m'appo postu sa paraula. Su problema fit chi custos ragionan in parisi, 10, 2, 8. Sa poesia sarda, sa mia poesia sarda, comente m'ho informato, est in dispari. 11, 9, 7, fino a su chimbe che a Peppino Mereu, si cherzo, Nanni Domeo, Monte del Gai. E non deo caia sola, non resessia, iscriendo un gas. E tanto t'appo fatto, appo a scu, ha scritto e fatto, vi lo rispondo in sardo come te lisco rispondere. E posca che lo do ridotta a un modale, un corpo. Che lì ho un corpo, o che un corpo, sono 11 l'ho fatto diventare 3, che sono 9 l'ho fatto diventare 8. E appo scritto. Has adattato sa metrica, namus, da una metrica che Sa sarda a s'andalusa, a su flamenco, difatti che l'en fa che su disco. E sa esse su primu flamenco cantatu in sardi, su storie su umanidade. Su libero si narra letras flamencas, no, su libero si narra una cantata, ed è Letras Flamencas di José María Gómez Valero e Davide Luis Rodríguez, torradas a mo' di soro, non a moda mia, in sardo locutoresu da Alberto Masola Minotti. de cale anno este su libero? Che anno passato. E tanto, chissà poesia che morendo, non ha pronnuda, non te ne pronnuda a narrare, ma sperando che tenendo un montone di cose da narrare. Ma invece se io in questo su format di questo podcast ando a prusa domanda e poi vediamo che paramos, no? Questa domanda in questa poesia come è scambiata, tu bisogna diventare autoreferenziale, possiamo narrare, no, non conta più nulla, ma diventando voi, secondo te, è espruso orale, è espruso pago iscritta, è espruso una cosa dei social? Tutto lo bisogna, tutto. Io quando giro in Oghe e ando a Piazza San Francesco su che naura notte, su sabato notte, Badamar de giovane su chi fa in freestyle in sa piazza. No, poi non narrano nulla per carità, no. Si narrano di questi colori sono cursattero, ma non narrano proprio nulla poi. Ma che non si tanto che qualcuno lo potesse dire, a via mi frimmo che hai fatto finta di nulla, mi pensa a banda, mi pensa a ascoltare, a vedere tornare. Uno o due passaggi lo lea sempre di qualche cosa più buona, no? Non però per narrare si sente da bisogno, ecco, se questo giovane si pone a fare il freestyle, qualche cosa deve essere, no? Poi non so io che mi lo so intendere. E tutto va bene. Poi va che invece va che quella poesia morta, accademica, no? Su vivo, su università, che non bessi dai questo giro, quando ho fatto Taliban è stato un bestseller a livello forte, in America, in Francia, in Italia, in tutto. Ma Taliban fi di Serviada,
poi te la può fare tutta Taliban. Mm. Te la può leggere sul divieto sobre esas femmines afganas e non schia come te la sa giocare. Quello che hanno fatto su film Viaggio a Kandahar. T'hanno apponato, fatto un libero, faido con poche femmina. In questo libro io sono una femmina, fai dentro, una, 1000 femmina so. Faido con poche femmina, luendo, lo presentamos in concerto, su inari che faghimus, lo mandamos a Issas. O a Bigrese, che ha fatto sul zocco un disco canta bendito questo libro. Mi lamento. Assurdo, vabbè, ma in periodo, in epoca di social media e di tecnologia e di internet, una risposta, poi ne pigli due, te mi chiedi narrare giustamente, ma secondo te queste cose hanno fatto bene o hanno fatto male a sa poesia? Attenzione, no, sono medias, medios, non fanno né bene né male, dipende dai con che di sicuro. Ite vinto. Cioè, è come t'annare, ti pare bene o ti pare male, hai inventato una tassa per buffare. Cioè, hai compreso te sonente. Tio, su piatto, sa sorteggio. Da fare né bene né male, dipende da chi lo tengono in mano il sorteggio, no? E su chi mi fa che cosa, può bocchire, può segare caso. Poi altre preguntas che mi ho preparato tipo queste, si sa poesia o in dia è più libera, sia più spago, più regulas o più spago regulas. Su verso libero namo che hanno incominciato a Sabine a sus primos de su noigentos in Italia, su verso libero ha fatto fino a dannos. C'ha abituato la gente anziché istesiare dai su ritmo di su cantico, da sa poesia. Tanto io non so contrario sul verso libero, però sul verso libero deve suonare, de altra maniera, ma deve suonare. Non è che sono contrario a sa musica dodecafonica o a sa sperimentazione jazz adesso, però deve suonare, porca miseria. Chi non è più la musica barocca, strutturata organizzata, ma io fatto sempre l'esempio, questa musica che la gente non è scoprite ha più cultura musicale che non cultura letteraria. E se io ti fatto l'esempio dessa cultura musicale, so sicuro che mi comprenden di più de su chi sonende e chi non si chistesia dai su chi dai sa sensibilità de sa gente. Quindi dai sa regola de sa musica barocca semus passados a su silenzio John Cage, arrividos a su silenzio John Cage e non spagono come te brinco. E tutta è musica questa, tutta è musica, tutto è importante, quindi sa regola sia del poesia per su de nove, sa regola non si può toccare, che se no che lo metto fuori, non poten cantare. Alice te su dittongo, no? Iu, ae. Non lo potes ponere su cantica tenore in nue beste su corpo. Cacchio lo bettar fora. Tanto in sardu aera diventa a e ra. Diventa trese. Su trese, tres corpos, no? Aera. In italiano sono due. Aera. Aera. Ecco. Queste sono regole che non si possono negare. Si canta a tenore, li deve dare su una andante a su cantico, non che potrebbe essere da in cui, no? E in questa regola bigherne. In finale gamba non poter mai ponere certe cose, certos sonos, che non riesci a los cantare. Lo deves ponere in mesi, cominzo, lo deves cioè, tu probabilmente su cantica tenore tu l'intende se non t'avvisa non tu e no la gente. Intende, non s'avvisa da chi è pieno e un montone regola sa. E chi non si può e chi non si può incambiare questa regola. Ecco, in cui questa regola se Dio la sisco.
E questo mi va pure in meta, in sa poesia che è una regola. Casa poesia mia, chi li spiega da nono, cantala de ogni manera, fino a quando su verso pare il libero, è sempre cantante. Che io sigo su cantico. Sa poesia che non si può distesiare dai idee su cantico. Est unu cantico la poesia, sempre. Mancare sia verso libero. Quindi io dopo risposto non dico che dopo risposto. Certo che ha risposto, ma tu e poi cada risposta tua mi che giuga da un'altra pregunta, che se tu mi nargoi che pare che regola non bendata, ma sa regola la deve seguire, che deve suonare. No, deve suonare bene. Tanto questa poesia arta a Santiga già esiste Galu. Per me sì. E dove la gattiamo secondo te questa poesia? A me io mi diverto. Ti denaro una, ma mi diverto troppo, vero? Ma questa sono non brulla, no, sono soddisfazione che mi gioco. Tanto dai al rapper che mi hanno pedito deve intervenire, deve fare cose di sul disco di solo, no? Ed è approvato lo stesso, rappados. E tanto una volta nella approvatura sopra la base militare e mi fa che de Riccardo Fadda, Porto Torres, il Molto Duro de Stranos Elementos. Bella zona che è una bellezza. Zona da dorra proprio. Tu hai sabischi di stare su 4 quarti, però intanto su 4 quarti non la si inventato tu e né noi sono ma canto secolo Giapponato che l'impita su 4 quarti. Anda bene Apponato, non è scuso sul problema. E come dinare una cosa Apponato, all'ischi sì, chi saprà ma è questa cosa che ti ha dato per su rap, è una broma su settigentos. Un undichino Apponato questo. E come te cantano in fonne, in orgosolo. E si due di se la cantare savonnesa e si perfetta. 7, 7, 11, 7, 7, 11, 11, 11. Si diventò bomba, sa schietta in chirra, notti ortessa gara satterà la boom. Si te va verno crova. Ecco, ed era proprio sti rap Apponato. Certo. A tinda avviso Apponato che non nos spostamos, si querimos, estamos e noi vimos, e podimos stare, e faidamos de cosas de oe. Si diventomo bomba, sa schietta in chiro, non ti orta sa gara satterala. Si te vede no crova, s'argomento di schiri, e non è sa schienza in mamara. Noi sta strata enzende, su tempo servenzende, e anda sa Sardegna in normala, no bimmo venne une, parena bilandrado scusa vune. Questo è posto in rap, però è un undichina di su 1700. Ecco. Mi sei rispondendo alla conosco questa poesia classica da bisogno e esiste e sigli a esiste finza in forma nuova che possono essere sua musica. Assolutamente. Oh, io non sono nostalgico di nulla, per carità, però sul rispetto bigare per esas cosas. Esas cosas da chi esistono che erano rispettate e connotate. E questo è un altro passaggio de si siamo o non siamo una gente, un popolo che tiene cultura e chi conosce dai noi nimos. E a inventare cosa nuova? E hanno invento pure. S'altra die, che adesso un mese fa che uno musicista elettronico mi ha mandato Albe, sto facendo il disco nuovo, dai, fammi un testo. E mi ha dato una musica elettronica ritmata abbastanza ipnotica, bastante. E mi l'ha provato e non ti l'ho fatto intendere come mi l'ha poi. Ha provato la prova, mi l'ha poi mandata questo telefonetto. Che perfetto, che lo facciamo nel disco ed è uno dalle lungo.
Ma ti lo mando a si scusa quando non lo conoscere. E pro ti faghere a comprendere chi non so vattende cosas tradizionales e via, no? So vattende su chi che è fatto su chi bi servit, bi cheret. Non bind'at ischemas, non de sigo, si b'at una cosa non so ischematicu. Anda bene. Ascolta, però tu puru in questa risposta mi che zughes a un'attra pregunta Galo. Andamus. Immagina immagina chi bada poi custu discu chi b'at nau, cussu puru lu pondes a descrizione de su podcast, gai l'accattana sos chi nos ascoltano, ma sa pregunta est: bidu chi tue non ses ischematicu, però nasa depiamus tenne su rispettu de su chi esistidi, bidu chi tue nasa sas cosas novas lassemus fattende, ma sas cosas novas be sas cosas vezzas puru. Esatto, è Ma preciso. si tu namus un ipoteticu giovanu chi si innamorat de sa poesia, chi s'accurziat, e tue sa pregunta est: li de per dare 2 consiglios, unu divietu e No, una regula, ite li di a narrere? su divieto di lu das tue, custa è sa regola. Su divieto di lu das tue, sa regola est su divieto di lu das tue. Ca ses tue chi de perseverare, non so deo. Io non so mastro, apo sempre rifiutato de mi fare chiamare mastro. No apo mastros, non Mh-mh. so mastro, Mh. ma apo imparadu dai tutto. Sono tutto sos mastros. O ca naras chi nono custu non anda bene, o ca ti innamoras e ti lu ti piae. A mie eh, a mie sos antigos mi piaghen meda a mi. A mi m'han formadu e apo una sorteona, est istadu su a esser logudoresu. Ite naras a esser logudoresu, pensa ite culu c'appappidu. Eo so naschidu in Utieri, como so faeddende su battadesu, ma eo so naschidu in Utieri e faeddo s'utieresu cantu su mezus, faeddo s'utieresu, cioè il logudorese occidentale. Ma in domo si faeddaiat su battadesu, ca mamma fit de battada e daghi eo a mi mi siat cosas in Utieresu, Iacabamina pares istropiadu, pares. Anda bene, non si podiat intender mamma. Vai, mi storchiat sempre, mi storchiat daghi ma dai fino a dai minore, vai, chi pares istropiadu, vai. E qui duncas, come si lo faeddende in battadesu difatti, si chi è sa limba è domo pro me. Ma babbu fit tataresu, e già è nudda. E la parte babbu faeddaiat tataresu, tando a mi che b'intradusa puru. Chi m'ha posto a curzu fino a su gadduresu, namus una è la versione la variante trovatorica, troubadour. In istiu depia faeddare su s'aligheresu, ca chi fiat sempre s'alighera. E tando mi sti tradusa puru, e a 6 annos aia battu chimbe limbas in conca. Ca sun limbas, accidenti, limbas sono. Su catalanu est una limba meravizosa, provenzale cussa puru, come provenzale chi sa vera chi non mi mia, comente su tataresu, no? Periodo provenzale. Appapidu custa sorteona eo. E in custa sorteona appapidu s'attera sorte ancora pius bona chi sos poetas mannos in Sardinna sos pius sos chi tenen pius lughe, pius segundu me, avvisu miu, unu bi se potet aere intonare, namus, chi est Peppinu Mereu chi imitaiat a nois però. Un atteru bind'at in Bonorva, un atteru bind'at in Villanuova Monteleone, a in Utieri bind'aiat 20 bind'aiat, non unu. E impattat atteros 20. Custa è sa sorteona c'appappidu, e deo bi so creschidu in mesu, propriu in mesu. Dai a mia so zero, cando fia minoreddu, in su foghile chi fit in terra, comente fit una 'orta su foghile. Poi die de esser bella a lu contare comente fit fattu.
Vidu a sa dome Grazia dell'Edda. Da chintra vado no fogili sa coghina in terra. Su e zaia mia, fin meda più mannu e più assiadu cosa de pedra. Ma fin mannu, si staia de gente, 20 persone bistaia in questo fogile assistito. E noi stiamo, tale baia su furru, baia su sa chiminea, su furru, tutto vide una odale, vide una coghina su 1800. Tanto, questo fogile meraviglioso. Nos poniamo su fogile e issa mi da visu me. Nara mila sai con cai corro. E devo cominciare da minoreddu mi. Aia promettito, fatto volte giurato da non che riscantare più ormai. Non che aia finito l'argomento leato, che te narra ancora io assai, ma questo m'hanno spinto, obbligato e costretto parole, Maria Antonia Chintomeo, sa Dio sa offeso, io sono da pane in carico su peso. Issa me lei a fiso me questo vi parete nostro. E poesia, no? E mi faia tutte le poesie a memoria. Tanto vai, nada mi sai a de mala come mi è meta. Cantaste di sta memoria al meschita, si sta tonitamente a de mala. Memoria, via minoreggio. A me mi ha pesato voi. Ma daiamo de poesia noi, dei sterrer. Noi scrivimos e poi da poco notto poetas. Da chi due sei in scuola, chi sono po de Pirastro. Quando tiu Cubeddu faghia sa littera sa babbi in rima. Quando tiu Morittu vi su tiu e su compagno meu e banco, fimo finghiriados de poetas noi. E questa è stata la sorte mia. A mia m'hanno imparato meglio. E come ti è fatta allora? A non tenere sconto e a non trascurare a non mi pensare. Però a su mantessi tempo si ha poco notte sorbit, a poco vivito in domo con Gregory Corso, a poco notte a Burroughs. Ginsberg mi ha dato il rosinetto de Chero a cui ha portato in italiano. Ferlinghetti mi pubblicaia sul Libero, su 30 poi fatti in San Francisco. E io sono zio onorario della Biblioteca Nazionale di Santo Francisco. Santo Francisco di Lula, di Santo Francisco America. In California, E tanto io sono a Caddu. Quando mi dicono, ma tu che intellettuale sei? Sono un contemporaneo con radici. E le mie radici sono importanti. Era da alimentare di tutto, ma a mantenere. Sì, sono importanti, non le ho mai rinnegate, ma tu Mm. non ho mai rinnegato un grammo delle mie Sì. radici. Ma infatti c'è un'altra curiosità che teniamo. Poesia de aterologos o namus vinza tradizione poetica de aterologos, cale este mancare una tradizione poetica che da grada, da una tradizione poetica che da finza influenzau. Sa sarda è sta tua. Non vado un po' pulisse mondo che non ha fatto una poesia o una. Però da attendere una che da grada più. Questo è stu Areg. È stu un frate, Howard, e l'ha portato in italiano. È una poesia, questa poesia è la resistenza tuareg. È una forza che non bene. E Dio l'ha portato in italiano. E questo è tuareg. Tanto il tedesco ha portato sul Libero Superiore, ha portato non vado un popolo che non ha da. Sì, uno popolo ad una lingua, ad una poesia. Ma non tenere manco una preferenza, vuol zonare su gusto tuo a cara uve anda da namusu. In sa poesia araba mancare di una non mi aggrada, da usa poesia. No, già mi aggrada. L'ultimo strivaglio scappofatto sono tutto dedicato a Mahmoud Darwish, palestinese. E chi è ste? Il grande poeta palestinese del suo secolo passato. Il manno. Mahmoud Darwish. Ma inteso. Ecco, questo è stato così. Leggete Mahmoud Darwish, Palestina. È un poeta immenso. Io non lo conosco, Albe. Chi è? Contami, poi teste. Invece che mi se le di giro. Ma chi se le di giro? Ma figli sono un anziano,
Ah, ma va così. Su questa sa schistione si chiede Ma quando c'era Mahmoud Darwish, non vi creo, aiù. su questa sa schistione si chiede di sterre Chintegus. Deve sa fatta finta comodo chi non lo conosce. Però tu hai una sensibilità de prurmanna de Sammea, no? E nasa, le chiede per Mahmoud Darwish, che Mahmoud Darwish è il poeta nazionale palestinese. Beh, pensi poco sullo de polezzere. Questo motivo è via. No, Mahmoud Darwish si sta a Oghe, essa Palestina. Oghe meravigliosa, è profonda meda, e posca no basta custu est unu grande poeta fina in sa musica de su chi canta. Ecco, canto torra a tottu, no? Chi su chi nara del meravigliosu, e commentere nara in musica. E tanto bide su poeta proprio. E un atteru chi pro me m'ha signatu, un amico meu vi poi, un meda amigu, unu frade, Iset Sarailic, che riconnottu. Iset Sarailic. Iset Sarailic, Questo a vero non lo vabbè, è possibile, fissavo che Sarajevo. Canto tutto si che son fuito da Sarajevo. I seminari, Goran Bregovic. Bravo, Kusturica. Ah, è comodo. In Germania, in Germania. Io sono rimasto a tenere la città, a tenere Sarajevo. E desistadas a oghe Sarajevo, isse. Sicuro, è morto. Il morto si abbalza per tenere sul bagno. Sicuro. Quando abinchi andavo su Premio Moravia, e quando abisso su Premio Moravia non andato. Ma è felice, è contento. Lui poi si va a dire italiano perfettamente, ma si va a dire a tutti gli accenti. Il premio Moravia Moravia. Il nipote era nipote. E nuoro. Come tutto si vai ad un accento si disposta io, sicuro. Tanto quando l'andavo su Premio Moravia, ma è contento? Non del tutto. Perché? È perché io sono abituato a festeggiare con i miei amici. Sicuramente a buffai a pago. A Bardente abbiamo fatto usare la noise, ma a vodka, ma no, una no. C'era quella barzelletta di su bosniaco che andava da Polonia e come te vai sul giro, che persone, che giro di vodka. E incominciano a rue sul polacco, su tasa mesa. E tanto su bosniaco, chiama su camerieri. Cameriere, un altro giro e altri 10 polacchi. Non tenere a guanto. E io. E tanto mi mancano i miei amici. Chi sono i suoi amici? Jack Hirschman, che vivono per me uno frate americano, non per me uno frate, più di uno frate, vi sempre in domo, quando veniva da Italia, ma ha fatto tutte le liberos in America. Jack Hirschman e Alberto Maso, perché non facciamo il festa noi, quando vai a devastare, festeggiamo. E tanto a fare una festa di su Premio Moravia che una Jack e Alberto, adesso non le varia manco festa, compreso, ma esatta la cosa. E quando l'ha nato, adesso allora quindi cosa farà col premio che vai a dinari meda? Chi faccio la tomba finalmente di mia moglie. Adesso spruite, che adesso queria bene me da sa musere. E su un creschido un pare in domo lì. E quando è morta, Sarajevo vidi tutti in ghiria da cecchinos, che Sarajevo è stindunadde, si trovano sui cecchinos in alto, non poter manco uscire dai domo ciosso, cadidene, e finendo un custade manna, con un riu in mezzo, non era lo comprendere. E quando è morta la moglie, io se no a macchina e non si poteva adattare una macchina, non vestia né una dai dopo. Un nepote l'ha adattata una 124 bessa e anda bene. Tanto noi a benzina e se vi piangendo
Chimbo se diesco siamo stati morti sa mesa di Savina. Questi stato. E noi a dinari per sa tomba. Ha fatto su accompagnamento, l'accompagnamento l'hanno fatto in due, in una 124. Siamo stati steri dai 124 in dai 6, e sono poco. Un altro frate mio, Manno, candidato su Nobel, Zurita, cileno. Raul Zurita, gusto Zurita lo devi da leggere. Sao che su destimonzo de su golpe de Pinochet, de su fascismo in Cile, l'hanno torturato, come Alzheimer, non Alzheimer, ma su Parkinson, più sbagliato, scusa, come sia su Parkinson, delle torture che l'hanno fatte in gioventù. E io l'ho portato, batto 4 poemi. E su pure tanto lo ponemos in bibliografia, Zurita. Assolutamente sì, ma prima hai detto canto, giocare bene. Però Vinzas Mahmoud Darwish e Sarailic lo ponemos in Ma certo, assolutamente. E poi tanto bevono sa Jack Hirschman pure. Jack Hirschman ha fatto Jack è il frate mio. Tanto intanto io sono primo che la batti da Italia a leggere, a fare scuola. E posca Isse mi ha portato in America, Taliban l'ha portato Isse in America. E poi ha provato un altro libero in The Executioner's House, nella casa del Boia. È stato messo in voce. E io vedo una lettera a Bush su questa guerra. E Isse l'ha portata e fatta con City Light. Tanto abbiamo fatto un'antologia de cose mie, insomma, e Manna, però questa l'ha portata Jonathan Richman, che è una rockstar, Modern Lovers, e Jack però l'ha curata in Italia, l'ha condivisata, l'ha posto Gabo su e praticamente l'ha fatta venire Jack. E Jack ha descritto un'opera più importante del suo secolo passato, The Arcanes, gli Arcani. Quando l'ha descritta e l'ha pubblicata, che sono mizzar de poesias, mizzar de paginas, 2 misa, guardato misa pagina, l'ha ponato grazie a Jack. Camasa appena in tempo, mi pare che l'ha pubblicata su 99, su 98, una cosa all'ultimo momento, appunto, ma ha sanato su secolo, se non mi chiede più, su secolo si chiede più amore con Ezra Pound, appunto, grazie. Ne si bisogna tu, appunto, come, e mi ha fatto un viaggiare manno, perché i canti di Ezra Pound pagano, io amo Ezra Pound, però aveva anche un lato di fascismo, anche un po' fascista, diciamo, un po'. E quindi per non morire con Ezra Pound in mezzo a Jack ha descritto sull'Arcanus. Ti faccio l'ultima pregunta e poi ti lascio in pace. Però abbiamo questionato di Sarailic, abbiamo questionato di Mahmoud Darwish, abbiamo questionato di esa poesia tua, abbiamo questionato di esos poetas sardos antigos. Jack Hirschman, il poeta americano, correggimi che sono ignorante totale, quindi anzi briami si chiede, ma non fiato un poeta mancari politico come te assosatteros, che questo è ancora la poesia, esa Bosnia e sui ta contau. Tanto, prima cosa che l'ha frondito fuori, fu professore sull'università, io visto professore in letteratura di Jim Morrison, e fu professore, aveva la cattedra, e che l'ha frondito fuori. E poi te? Che io visto tempo della guerra in Vietnam, e ti ha fatto io provare a essere obiettore, che vi comunista pure. In America sono voto su un A+, A, B, C, no? A più, A, B, C. I sembrano fare spartire la gente a militare da IA dei plus a più a calesisi a giovane si presenterà all'università.
quando tu hai 6 non parti il militare. Tutti gli studenti suoi tenevano A+. E che l'avvocato dell'università del Procurso. Un anno ha durato, 2. Perché l'hanno fornito fuori. Dunque il figlio di un attivista puro, non fida poeta e via. Eia, tanto è diventato homeless. Ha fondato su giornale sos homeless famoso di San Francisco, The People's Tribune, Tribuna del Popolo. E lui in dia di esas carreras. E esas poesias però trattava di queste cose puro. Certo, però in modo altamente poetico. Cioè con uno stile, una forza, una capacità commovente e di una forza, cioè io non ne conosco altri a quei livelli in America. Si può avvicinare, io da corsia a The Howl di Ginsberg e per certe cose I saw the best mind of my generation, si può da corsiare, ma Ginsberg è poi esperto di Oriente, sta banalinie a montenne sa bandera. Bello, mi stai imparando un montone di cose, mi serve finalmente quando l'umaner de poetas e de artistas a chi mi vergonzo a lunar, ma non lo sconosco. Però namus che siamo arrivando a Badu e siamo arrivando a comprendere caleste sa poesia che a te aggrada, caleste sa poesia che due consideras prur de valia de sas atteras. Esta è la poesia che questiona de esos temas sociales, a Savine, de esos temas políticos, se mi lego Esa vida, non volta esa vida che spiego. Esa vida, però se mi lego Sarajlic, me scontando esa vida in Sarajevo, se mi lego Mahmoud Darwish, non è che questiona solo de esos sionistas, ho detto, fatto esos sionistas, però mi questiona de che in tu cosa, ma mescamente in intro di un contesto a Savine prus politico, casa poesia depoliticizzata, non tiene su matessi valore, siamo arrivati a questa conclusione. Più che politica estetica, etica, non etica, gli è più al corso, perché politica, sai, sono cose meda differenti, sono sempre, sì, sempre, sono un poeta differente, se meda, però estetica, etica, senso di responsabilità. Ciao. Di rappresentanza del proprio popolo. Per esempio Awad, e ora tornavo a leggere Awad e ora portato uno dalla NASA, dentro la NASA. Se tu leggi Awad, leggi la voce del popolo tuareg che sta lottando contro la colonizzazione e lo sterminio. Ed è un altro frate mio, nos intendiamo su meda con Awad. Iscrive Awad pure di marca, no, Marco Tutto, ma scherzando, sei con Marco lo sto tutto aperto. Però per esempio Awad non è comunista, assolutamente, anzi. No, ma non queria narrare chi tenen un'ideologia in comune, però crerzonare che in comune i te tenen a Savine tutto questo poetas, chi contano a qualche cosa non mancare politica, ma tenen un tema etico in fondo. Tenen sa idea de fai dare il nome e una gente, il nome e una gente. Non fai da dei e tutto, non fai da nada no, quando mai a mie se vai da a mie tutto. Ma è paghissimo. E se l'ho fatto per ridere, non l'ho fatto per altro motivo. Autoironico, namo. Ma le ponare magari aggiungo una cosina da poi Ramos, perché Vincent Mahmoud Darwish a Savine quando di Luleghese che peste una poesia vammata che è esa poesia sa mamma e ammenta da questa è una poesia nostalgica musannare de su caffè de sta mamma, de su pane, de sa dommo. Ah beh sì, e pare di scritto in sardo. Però a Savino, no, a parte questo, però crerzonare che Vincent in cui che poi a alla fine se elemento nostalgico, però se l'elemento nostalgico po' su paese suo chiesa Palestina Savine e su che la zughe a un territorio individuale, ma la potremmo legare finza sì, vai fai dar de provai dare de sa gente tua e de sa terra tua. Sì, questo si potrebbe, questo sì, ma
su dinaro non lo lesco mente leggese o affermazione. È largo su dinaro e Bene. de onzi possibilità devo tipo svidere su che sono nato come a me ma gatta sa completamente contecos. Ma infatti sì, è giusta albè una resonada. Semus settius Eh, zilleri in de una tassa de vinu e nos semus fattos esatto. una resonada. Semus Ma non sono mai affermazioni assolute, ja mai, lo so. l'assoluto non è su nostro, no, non diamo l'assoluto. Certo, no, ma infatti sì, non t'apo invitau po nos spiegare i testi sa poesia bella o ite no est, ma commente No, tue no, no lisco. ma nemmo lischi, si unu pensa de Eh. lischire nemmancu l'ascoltamus, no est Si pensa dell'iscrivere sto barroso e eh. gli diamo una valade per a culo. Tando albè, eo ti torro gracias po custa bella resonada, ti torro gracias po m'aere ispirau a faghere custu podcast, non mancu po esse benniu cose, cussu bidia mancare puru, però torro a narrere chi sas resonadas chi amus fattu in Bologna m'an lassau una trassa manna e m'an lassau finzas a una idea in conca de proite si faghen esas cosas e commente si faghen puru cun una idea in conca che na essere didatticos o che na essere barrosos, commente annau tue, che na essere troppo accademicos puru, e chissà dende fagher atteras puru. Ti la posso contare una cosa prima di serrare, poi ti dico la genesi ma è rapido, cava che da rirmi per non serrare male. Vabbè. Tanto abbiamo nato nostra poesia e so che de una comunità, no? Potete essere, se ne si scappasse. Su bolottanesi, su concorde bolottana mie, ma sempre pedito de schies proissos. Con Antoniare, non dico, che vuoi Antoniare questo, sì che è morto Antonio. E, e mi vediamo di scrivere, no? Una volta mi contattano chi scrive al bene che è scapitato con sti cuglio. E di scrivere e attaccaiano las poesias di sa Gianni su comune, de sa comune, e poi las cantaiano di sas carreras. E tanto sos altri non rispondiano, ma non mi fin bonos, poi. E tanto lo scherbaiamo sempre. Una volta Antonio mi fa che dalbe, o cannu non si schies qualche cosa, pro sa veste santu Bacchi, sì. Bacchi sì è Bacco. E commente sos cattolicos, sa Gresia, si che s'estida soprattutto e ha mutato tutto. Sa chiesa di Santo Bacchi in Bolotana è piena di formelle falliche, di cose gai, no? Ma non si ne va da pro carità. Ed è Bacco, ma e su lettore di sa chiesa vide un ex sindaco comunista di Tinnura che vede imbriagone fino Don Garau, un bello imbriagone. Sa messa l'incominciaia in chiesa e la venia di Sussilleri su Manzano, sa domenica, non me la va chiedere, restati in crisi. Poliedri. Su itemi sa estero una figiai Sussilleri, su Manzano. Tanto appena, o canno bolla iscrio deo. E come andaiano so cavalieri si con Salbandella, no, all'ischis, entrano in chiesa, e tenne Salbandellas. Eia. Su reidero l'Arbeneigede, per sa protezione, e su tenore intonada. Cu giusere calura mi lamento che canta essere deri scapitato. I sussilleri via gordi falato nendemi come furrio, già non istento. Ma non tenia sa forza mi pesare e sa ridotta er mala a tagiuare. Sa casu chi pare bello a primo ticco, bianco, frisco, lizzeri, vermentino. S'ultimo risulta de Serbino e parabrulla che di lascia secco. Bene o male mi pese, mi incamino e sente, si bisigo, mallunzino. Accanto intendo una potente oche che varia dai sughillo vi falata. Che sobro di mararon zimbolata. Non tima de ser solo, già so in oghe. Spasimato fatto salvalente, li schia de notiettare sabardente. Non tima che sia se effetto e feghe. Sono deuso, mancare nel santo. Da chi in chiesa mutato tanto tu canto, non ti spanta scadue non da saneghe. Posto mica in donzi religione,
sia Baccu, Bacchi, Dionisu o Maimone. Su mi pregare, non ti sia devesu, che sos unico Deo il bolottanesu. Brincate misaianna, affora tutto, via, andate bocche, e tu a mie. Non che donna sapone speino, guai. Questa è la reazione che chiedias tu, esattamente ciò che chiedias. Assolutamente, poi mi ha convidato pure, però, che si è sposta a ridere. L'ha fatto cantare in chiesa, che sono l'unico Deo il bolottanesu, a Bacchis. Hai compreso? Questi sono gli scherzi, Sarbrulla scrivia a mie. E la poesia è fino a scusto, è anche ironia, gioco. Ma la gente riende, due non darvi idea, un successo enorme. Posso immaginare, me lo posso immaginare. E mi leia questa soddisfazione, mi leia, no, abbia. Sono piccole soddisfazioni con la poesia. Tanto già promettesti che faremo un'altra puntata carcatterie. Adesso, come? La mica morena. E seguimos a resonare. Grazie Albè. Nulla, grazie a te. Mi dispiace che sono illanato e ti caporea da me lì. No. Antes ascoltato, contanos. Un podcast che pertocca cale sia questione di interesse. In sa descrizione di questa puntata, accattades a capios e ligamenes pro connoscher menzus questa questione e finza sos riferimentos a sos libros che ha cosizzato ospite in questa puntata. Questo podcast l'ha fatto Lisandro Columbu con s'azzurro de sos ospites e via. Tenite bosconto e adiosu.